paese è in festa, non solo il centro storico ma anche Casella, anche Casonetto. Tutte le vetrine sono addobbate, diverse le manifestazioni, diversi gli eventi, il tempo ci sta dando una mano e sarà sicuramente un trionfo per tutti noi. Come a dire, comunque vada, sarà un successo. Così il sindaco, dopo l'arrivo ad Asolo del Giro d'Italia, con la vittoria di Diego Ulissi, che nella volata a 3 ha avuto la meglio sullo spagnolo Andrei Amador e sulla maglia rosa il lussemburghese Bob Jungels. Un bellissimo arrivo veramente, Asolo ha fatto le cose in grande, anche tutti i paesi limitrofi, io sono di Monfumo, e hanno veramente organizzato una tappa meravigliosa. Carovana rosa è entrata nella Marca per i 229 km dell'11ª tappa Modena-Asolo, e se per alcuni è stata occasione di festa, ogni anno noi andiamo da dove passa il Giro e andiamo a fare una giornata tra amici, una festa, e ce la godiamo. E per altri opportunità commerciale. Modena-Asolo, aceto balsamico di Modena e fior di latte naturalmente delle mucche asolane. Per i restanti, specie per gli automobilisti in transito, soltanto fastidi, con la città blindata già dalle 6 del mattino, tra transenne, divieti di sosta fino alle 18 e deviazioni per regolare il percorso, con scuole chiuse 2 ore prima. E domani si replica a Treviso, dove gli studenti staranno a casa da scuola già dalle 11.30, con il centro città verso nord chiuso al traffico già dalle 12 fino alle 17. E per chi prendesse l'autostrada, meglio uscire a Treviso Sud ed evitare caldamente i caselli di Preganziola e Treviso Nord, bloccati dall'arrivo della carovana in rosa.